Direi che è una riforma epocale, da 30 anni che l'aspettavamo, e la riforma della giustizia chiude, per così dire, quel percorso di riforma che era della legge Vassalli e, in conformità a quello che stabilisce la Costituzione, mette sullo stesso piano le parti dell'accusa, il pubblico ministero, e le parti della difesa, per cui il giudice diventa arbitro. Questo diciamo che è la grandissima novità e che vuole significare che le parti devono avere un uguale trattamento e quindi credo che questo creerà una maggiore fiducia da parte degli italiani nel sistema giustizia. Questa è una riforma che era già stata proposta dalla sinistra, quindi il fatto di opporsi per opporsi non fa bene alla dialettica politica. Anche il processo sull'autonomia è un processo lento, diciamo che tutte le riforme sono lente. Io penso che sia il premierato, che sono le altre due grandi riforme, sia l'autonomia differenziata arrivi per la fine legislatura.